Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste, porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura, punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura. Presidente, allora 100 anni e non dimostrarli. Diciamo così, 100 anni e non dimostrarli. Comunque non è che erano sempre tutte rose e fiori. Abbiamo cercato di mantenere, di far vedere che che a Moraro è Moraro. E Moraro è Moraro, quindi a 100 anni non si arriva come per niente, si arriva perché c'è tutta una scaletta da percorrere, perché gli alti e i bassi li hanno tutti. Senta, cosa vuol dire fare calcio dilettanti nel 2023? Ecco, non è facile fare il calcio dilettanti 2023. Intanto calcio dilettanti significa giocare per diletto, invece non sempre è così oggi come oggi. Abbiamo prima visto alcuni aneddoti quando c'era la presentazione e una volta veramente si giocava per il panino. Poi per quanto riguarda trovare fondi non era facile allora, non è facile neanche adesso, nessuno ti regala niente, bisogna darsi da fare. Qual è la particolarità di questa società? La particolarità è il gruppo, non per niente si chiama Moraro una squadra, un paese il libro, no? Cioè una squadra la cosiddetta sportiva, viene detto il FBC Moraro, è sempre stato seguito. Non si può abbandonare, chiudere, anche chi non viene si arrabbia. Auguri e buon lavoro. Grazie, arrivederci.